che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà, dalle 14 alle 16. Bidibodi, buppaparapà, bidibodi, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Va ora in onda Potere al popolo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Vai! Come dicono a Cremona? Vai! Silenzio che si parte! Ma io non voglio togliere il diritto di vivere a ciascuno la propria vita privata come meglio crede. Voglio difendere coloro che non hanno voce per difendersi, ovverosia i bambini che hanno diritto di avere una mamma e un papà e di essere adottati se ci sono una mamma e un papà e non comprati al supermercato con l'utero in affitto. Perché a me l'idea di utero in affitto fa schifo. Posso dire che a me l'idea della donna in vendita e dell'utero in affitto fa schifo? Non è progresso, è una roba da medioevo. Pomeriggio gender, a RPL pomeriggio gender, Radio Padania Libera. Non sia mai detto che Sammy Varin vi fa sentire che sono tutte rose e fiori, che siete tutti contenti di quello che fa la Lega, di quello che fa Matteo Salvini. Però ogni tanto capita. Allora, prima facciamo sentire il tripudio del sindaco, di dov'era il sindaco Carnelli? Casalmaggiore, provincia di Cremona, Casalmaggiore, Cremona. Lega rieletto. È stato rieletto, a differenza di Cremona, dove invece ce lo siamo preso politicamente in quel posto. A Casalmaggiore, in provincia di Cremona, la Lega ha rivinto. E sentite com'è contento questo sindaco? Grazie ai miei genitori, mamma e papà. Senza di loro non sarei qui. Ringrazio le persone che mi vogliono bene, quelle che sono tornate apposta dal mare per venirvi a votare. Non ringrazio quelli che hanno raccontato in giro delle palle tremende. Quella è gente che odia Casalmaggiore ed è feccia! Rimane feccia! Ma è così che si fa, è così, è feccia. Chi non ama Casalmaggiore è feccia. Fammi sentire questa canzone di Claudio Baglioni, fammela sentire, senti che bella. Un bel gesto di Claudio
imitatore, non era il vero Claudio Baglioni. Un imitatore di Claudio Baglioni, aspetta che guardo se c'è scritto come si chiama, canzone dedicata a Baglioni, che minga scritta, probabilmente si vergognava, però la trovate facilmente su YouTube scrivendo canzone di Baglioni adattata e dedicata a Salvini. Signori, è chiaro che se fai politica, se cerchi di cambiare il mondo, devi anche accettare che qualcuno non sia d'accordo e che magari qualcuno ti prenda pure in giro, come siamo abituati a fare anche noi qui a RPL. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Oggi è anche venerdì e c'è il pomeriggio gender, signori. Tra poco parleremo della pasta gender. Chi di voi non ha mai provato la pasta Barilla? Dai, bei tempi in cui c'era la famiglia del Mulino Bianco, la famiglia naturale, la famiglia tradizionale. Poi i gay hanno alzato la testa e la pasta Barilla ha dovuto correre ai ripari. Mamma mia, che paura! Se il gay, la lesbica e il trans non mi compra più la pasta, e allora voilà! Il gruppo alimentare Barilla sarà sponsor della marcia dell'orgoglio omosessuale a Milano, e voilà! E va bene così, ragazzi, cambia tutto nella vita. Pensavate di essere voi quelli normali? No, i normali sono loro. E d'accordo, noi apriamo le linee allo 0266203529, come al solito diamo modo a voi di entrare in diretta, di dire tutto ciò che volete su qualunque argomento, salutando sia quelli che ci vedono in radiovisione sulla pagina Facebook e canale YouTube di Radio Padania, sia quelli che mi sbirciano sulla pagina Facebook di Sammy Varin. Siete come sempre in metà di mille, faccio qualche nome: Mauro, Codivox, Joseph, Edoardo, Luciano, Saulo, Maria Pia, Laura, Giorgio, Mary, Paolo Carbone, Manfredi, Silvana, Giuliano, Zita, Maria Teresa, Maria Chiara, Rosanna, Antonio, Silvia, Fioravanti, Basta, Gaetanino Leuci, è sempre lui che mi sbircia, ma tra poco gli telefona questo, Stefano Pizzochero, Barbara Vieceli, Maria Marmora. Vedete quanta gente che ha 5 minuti, magari solo 5, per accendere il computer o il telefonino e cercare Radio Padania su YouTube o Sammy Varin. Leonardo Busti, Rocco, Sergio, Emanuela Bossi, che è stata la prima, ma adesso aumentano, c'è Francesco De Lucia, Caram, insomma è il bello della tecnologia. Ci ascoltate sul canale 740 TV, ci ascoltate con la Radio DAB, ci sentite su www.radiopadania.org, già che siete lì magari vi abbonate, ma ci ascoltate anche in qualunque momento scaricando l'app di Radio Padania sul vostro cellulare. Che invenzione! C'è anche Letizia Taburchi dall'Umbria, c'è Telesforo Giovanni Boldrini, che salutiamo con un abbraccione. Telesforo, ti vogliamo presto in onda. Ma intanto Angelo Albani, Eliana Guerzi, non riesco, come faccio a salutarli tutti in una volta? È impossibile perché se ne aggiungono Gabri Bellella e continuano ad aumentare. Gabri, che devo fare? Posso salutare un artista, un attore che ho qua di fianco, che vedete, se vi sintonizzate in radiovisione lo vedete, se non vi sintonizzate peggio per voi, non lo vedete. Signori, posso salutare di fianco a me Gianni Annoni. Ciao Gianni! Grazie Sammy. Beh, insomma, giustamente a me piace avere sempre ospiti qua in studio, perché va bene per telefono, certo è più facile, più veloce, ma quando ci venite a trovare qui negli studi di Milano, via Bellerio 41, state tranquilli, se ci sono vi tiro dentro in trasmissione. E Gianni Annoni, c'è un buon motivo l'Annoni per venire quest'oggi, perché? Perché è in preparazione uno spettacolo di cui tra poco parleremo. Ma prima parliamo dall'inizio. Gianni, dove ci siamo conosciuti noi? Dov'è che ci siamo beccati? Allora, ci siamo conosciuti su Facebook. Eccolo, su Facebook, poi, è vero. Grazie a Cristina che mi ha invitato con tutto il gruppo dell'assedio a Hollywood. La Cristina Sporeni, che salutiamo. Salutiamo tanto, la bravissima conduttrice di Tele Lombardia. E lì ho conosciuto il grande Sammy.
Grande, insomma, grandicello, 1,70 m, niente di più, sei più alto tu. Ok. Però, diciamo che siamo un po' tutti grandi perché facciamo un mestiere che ci piace e che amiamo. Esatto, e devo dire che da prima sera che ti ho conosciuto ti ho ammirato perché sei un'ottima persona e Grazie, questo sei mi ha fatto gentile. piacere. Sei gentile, Grazie. sei gentile, soprattutto anche dopo avermi visto, si ripete queste Ecco. cose, cavolo, allora veramente c'è qualcosa di vero, non ti Sì. sbagliavi. Dove giro un po' per tutta Italia, anche all'estero, dicono chi conosce Gianni trova un tesoro, perché dicono no, qual è il senso? Perché dicono che è una brava persona. E questo, questo è mi fa importante. piacere. E questo è importante. Senti, dove hai iniziato? Come hai iniziato? Perché tu sei un attore in tutti i sensi praticamente. Quando hai cominciato? Cosa hai studiato? Perché sai, ci sono anche Allora, molti giovani prima che ci ascoltano, i giovani vorrebbero anche capire ma cosa bisogna fare e noi cerchiamo di parlare soprattutto alle nuove generazioni anche. Allora, prima di tutto voglio salutare tutte le mie amiche e amici e tutti quelli che non mi conoscono ancora, che poi parleremo dello spettacolo. Come ho iniziato io? Prima di tutto la presentazione. Io sono Annoni Gianfranco perché ho 3 nomi. Mhm. Annoni, Gianfranco, Gianni. Però sono conosciuto come Gianni Annoni. Dunque, niente, sono di Cremona e ho frequentato scuole di recitazione a Milano. Ah. E fra l'altro ho terminato anche la scuola di professionisti attori cine-televisivi sempre a Milano. Ho fatto laboratori di cabaret, poi ho avuto esperienze in TV, a Mediaset, in Rai e poi niente, ho fatto i saggi della scuola di teatro, vari spettacoli così. Quindi capite, signori, come bisogna essere un attore a tutto tondo, adattarsi a qualunque situazione, a qualunque proposta che vi fanno, prima di tutto per lavorare e poi per fare esperienze. Intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529. Tu non lo sai, Gianni, ma la nostra radio praticamente ha sempre le linee aperte. In qualunque momento uno può entrare in diretta e dire quello che vuole su qualunque argomento. Quindi sentiamo chi ci interrompe e su che cosa. Pronto? Sono Marco da Mantova, ciao Sammy. Poi Marco. Sarò breve, Vai. dico sempre così poi mi dilungo. Lo diceva anche qualcun altro, è vero. Esatto. Sì. Una considerazione riguardante la pasta Barilla, però prima devo farti un preambolo. Sì. Mia moglie sta cercando lavoro. Allora abbiamo guardato sui siti di alcuni supermercati che sono qui in Lombardia, uno dei quali dovrebbe aprire, però non si sa quando, a Mantova. Per l'inserimento in questo supermercato nel reparto gastronomia praticamente c'è scritto lascia inviare domanda, curriculum eccetera entro il 18 giugno. Allora io, per essere sicuro, ho telefonato a questo supermercato e mi hanno detto sì, ma mi hanno passato le risorse umane. Io ho detto scusate, ma voi cercate domande, ma quando è che aprite a Mantova? Perché qui sono anni che gira la voce, non lo sappiamo ancora. Comunque sappia che oltre ad avermi dato informazione, fa disponibilità al trasferimento. Questo perché? Perché poi alla fine ti spediscono a fare il corso, chissà dove, e magari anche a spese tue, e dopo non si sa se quando, non sapendo ancora quando vieni inserito a Mantova, in questo caso tu rimani là finché o ti stufi o finché non ti trasferisci di là. Questo perché? Perché le grandi multinazionali, come ad esempio in questo caso la Barilla, perché poi danno il patrocinio a determinate manifestazioni? Perché poi alla fine puntano ad una società liquida, ad una società dove magari la gente non si sposa più, dove per varie ragioni in tanti rinunciano anche ad avere dei figli. Perché? Perché ovviamente se tu devi continuamente spostarti, alla fine certe cose non le fai perché diventa complicato. Quindi la Barilla fa semplicemente, guarda il suo gioco. In conclusione, ricordiamoci che l'omosessualità è un comportamento,
nelle società pre-cristiane l'omosessualità, specialmente nell'antica Grecia, comunque nei Balcani, era la normale, in Persia, la promiscuità sessuale era assolutamente consentita. È con l'avvento del cristianesimo e del disegno della famiglia tradizionale formata da un uomo e da una donna che poi si è messo fine a certi comportamenti perché non religiosamente non concessi. Quindi la Barilla punta a questo perché l'omosessualità verrà considerata come un comportamento e non più come una distorsione. Ciao, grazie. Grazie, torneremo sull'argomento Barilla e tutto questo parlando più avanti anche delle polemiche, Radio Radicale, ecco, vogliamo dare ancora soldi e attenzione, il discorso è sempre quello, perché se non finanzi determinate voci, e dietro ci sono le lobby, ragazzi, se non finanzi l'informazione, qualunque essa sia, da qualunque destra, sinistra, comunisti, fascisti, a prendere in mano poi queste cose sono le lobby, che sono molto più potenti di chiunque. Bandiera gialla, signori, il meglio degli anni 60. Il nostro amico attore è venuto qua appositamente da Cremona, dove abita, Gianni Annoni, perché questa domenica 16 giugno alle 20:30 sarà al Teatro Blu di Milano, si trova in via Cagliero 26, per questo bellissimo spettacolo ricco di canzoni, balletti, comicità, che si chiama Bandiera gialla, il meglio degli anni 60. Io faccio qualche nome a caso, salutando chiaramente la Cristina Sporeni, altra amica di Semmi e di Radio Padania, che si occupa della direzione artistica, la regia di Franco Longobardi, scritto da Emanuele Tremolada, ma ci sono amici di Radio Padania come ad esempio Riccardo Moraca e Nino Leuci, tra coloro che vedrete sul palco, oltre al nostro Gianni Annoni. E allora, Gianni, abbiamo al telefono Nino Leuci, che facciamo? Non lo salutiamo? Dobbiamo salutarlo. Ciao Nino! Buongiorno a voi! A proposito di attori, a proposito di cantanti, a proposito di personaggi che fanno divertire, che strappano un sorriso in un momento così palloso come questo, veramente ci vuole. Nino, ci sarai anche tu, quindi questa domenica 16 giugno alle 20:30 al Teatro Blu di Milano in via Cagliero. Che combinerai? Assolutamente sì, ci sarò io, ci saranno gli altri attori, ci sarà alla mia spalla Francesco Flomitallo, ci sarà Cristina Sporeni, ci sarà, forse li hai nominati tutti, l'attore regista Franco Longobardi, il Tremolada come autore, insomma ci siamo tutti e poi tutti gli altri che a seguire. Niente, combinerò che siamo... è da vedere, cosa vuoi che ti dica io? Venite a vederci, c'è da divertirci. Nino, ciao, mi Gianni. senti? Ciao Gianni, sì, ti sento. Ciao Nino, allora ci sentiamo domenica per questa grande avventura. Ci vediamo, perché tu sei lì solo con la voce? Come dici? Non sarai solo con la voce, ma sarai anche dal vivo sul palco, è vero? È vero, è vero. Senti, allora non ci vuoi dire niente di anteprima, ho capito, perché il Nino Leuci è un pazzo furioso. Io l'ho visto quella sera con Lele Di Nero in discoteca, eccetera. Cioè, questo improvvisa delle situazioni, si traveste, cioè è veramente un vulcano. E il bello è che ci sia la sorpresa. È uno showman. Nino Leuci, cercatelo intanto su YouTube, o meglio cercate Gaetanino Leuci, che è più dolce e romantico. Nino, appuntamento a Milano questa domenica. Un invito a tutti gli amici a venirci a vedere, perché saranno sorprese e emozioni in questo spettacolo, è garantito. E poi comunque riviviamo tutti assieme i meravigliosi anni 60. Degli anni 60. E non mancherà certamente anche la musica di quei tempi. Grazie Nino Leuci, buon lavoro. Ciao Nino. Grazie a voi, ciao Gianni, ciao. Sammy, un abbraccio. Ciao carissimo, ciao. Allora Gianni, emozionato, ma tu che parte farai in questa PS Bandiera gialla questa domenica al Teatro Blu di Milano alle 20:30?
Dunque, il personaggio che andrò a fare è il malato, come si dice? Malato cronico, malato, Sì, malato immaginario, immaginario, che bravo. fa finta di avere tutti i mali di questo mondo. Saltano fuori tutti i mali più capitabili che possono succedere. Fantastico, quindi fammi qualche esempio, che malattie ci avrai? Ecco, per rispetto di Cristina e Franco Longobardi non posso anticipare Vedi, l'ho niente. detto, questo è un ordine di scuderia, quindi non si può dire niente, però siete Perché sicuri dovete venire a vedere lo spettacolo. Esatto. Allora, diamo subito i contatti. C'è un numero di telefono per informazioni e prenotazioni: 340 3732 142. Lo ripeto, 340 3732 142. Se questa domenica 16 giugno siete su Milano e giustamente non volete andare a fare code al mare, in montagna, e c'è casino, c'è caldo, al Teatro Blu di Milano in via Cagliero 26 c'è l'aria condizionata, è meglio di così. Alle 20:30 è una bella idea per divertirsi e per aiutare anche questi artisti che arrivano da ogni parte musicalmente e come esperienze, artisti come Gianni Annoni, che le ha provate tutte e che proverà anche questa. Giusto. È vero. Niente. Cosa aggiungere, Gianni? Niente, volevo aggiungere, vi aspetto a questo grandissimo evento perché è uno spettacolo nuovo dove c'è dentro un po' di tutto, cantanti, ballerini, musicisti. È stupendo quello spettacolo qui. Venite, 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 venite. E soprattutto sono spettacoli indipendenti, cioè non facciamo parte dei grossi e grassi giri, quelli ultra pagati, eccetera. Il costo è, grazie a Cristina, è solo 15 euro. Ragazzi, 15 euro per entrare, direi che è il caso, signori. Se questa domenica sera siete a Milano, Teatro Blu di Milano, via Cagliero 26, bandiera gialla, il meglio degli anni 60 con la musica, con la simpatia di tanti artisti come il Gianni Annoni che farà il Malato Immaginario, il Nino Leuci che farà il vulcanico showman, ma soprattutto tanti altri amici di Radio Padania che fanno parte del circuito della musica indipendente, quella che nasce per un'esigenza di comunicazione e non soltanto per guadagnare o fare business. Grazie Gianni Annoni, un piacerone averti avuto qua, complimenti. Okay. Complimenti. Volevo chiederti una cosa. Sì. Per autori o registi che vorrebbero contattarti. Oh, giusto. Poi diamo anche una mail o un numero di telefono del nostro Gianni Annoni. La vuoi dare subito? C'hai sotto mano la tua mail, te la ricordi? Sì. Dai. Scrivi. Fai, intanto la scrivo, ci stanno sentendo. AG. Artist chiocciola hotmail.it. Avete capito? AG Alessandria Genova .artist @hotmail.it per contattare Gianni Annoni. Grazie Gianni, buon lavoro. Ciao. Grazie Sammy. Ciao, ciao. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania
Si può fare. Stiamo per fare un viaggio in un mondo misterioso e pieno di insidie. Un posto fantastico con UFO, strani incontri e storie di rapimenti alieni. Spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17. I dischi volanti e grande. Ma certo, lo so che mi aspettate ogni pomeriggio dalle 14 in poi, il pomeriggio gender al venerdì, altrimenti durante la settimana potere al popolo, potere alle identità, potere ai territori, potere a tutti quanti noi che crediamo nel vero cambiamento, girando pagina completamente dal punto di vista politico ma anche un pochettino dal punto di vista mentale. Certo, il cambiamento, direte voi, l'ha fatto la Barilla, che sponsorizza il nuovo Pride a Milano, ragazzi. Si folleggia a Milano la pasta rieducata al gender dal 21 al 30 giugno e la parata il 29 giugno. Oh, mi ha detto in un orecchio Roberto Colombo che ci andrà anche lui al Pride di Milano. Ma è stupendo! E cosa rispondiamo a tutti questi? Rispondiamo con una bella canzone che politicamente ci rasserena. Adesso la intervistiamo, perché lei è giovanissima, ma ci deve spiegare perché ha cantato questo pezzo che per noi poi ha anche un significato molto particolare. La leggenda del Piave, la famosissima canzone interpretata da Diane Maset. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera. Applauso, signori, si trova su YouTube questa versione della leggenda del Piave da parte di Diane Maset, giovanissima cantante che ha deciso di trasmettere questa emozione un po' diversa dal solito per una ragazza che avrà quanto? 20 anni forse,
è particolare, cioè da una ragazza di 20 anni magari ti aspetti Bella Ciao, una ragazza di 20 anni che canta il Piave, vabbè, diciamo che a noi piace perché è un po' fuori moda, quasi fuori posto, quasi fuori tempo, quasi come noi. Dai, apriamo le linee allo 0266203529, voglio sentire le vostre voci, ditemi che cosa vi ha fatto arrabbiare quest'oggi, siete ancora incavolati per la questione Radio Radicale, ditemelo, perché è giusto che si sappia, abbiamo deciso di aiutare le radio che fanno informazione, prima fra tutte Radio Radicale, aiutarla a non morire con un tratto di penna, come ha ricordato Matteo Salvini ieri, ma magari a convertirsi, non sarebbe male convertire Radio Radicale, no, convertirsi al digitale, come abbiamo fatto noi di RPL, ragazzi. Fino a qualche anno fa anche noi avevamo decine e decine di ripetitori FM in tutta Italia, poi semplicemente abbiamo detto basta, ce la possiamo cavare da soli, ci spostiamo sulla rete DAB, tanto adesso qualunque radiolina nuova che acquistate in qualunque negozio di elettronica o se comprate l'auto nuova, ci trovate dentro la radio DAB, che non utilizza internet ma un semplice sistema di ricezione radio. Ci potete seguire in tutta Italia sul DAB con costi dimezzati, anzi ancora di meno, e soprattutto con una qualità pazzesca. Cerchiamo di fare la stessa cosa anche per Radio Radicale? Io penso di sì. Cerchiamo di fare la stessa cosa per chi voglia fare un'informazione libera, che sia di destra, che sia di sinistra, attenzione, una radio, una televisione, una testata giornalistica che fa informazione, a mio parere è giusto che abbia contributi pubblici, così come, ed è sempre un mio parere personale che vi invito a discernere tranquillamente entrando in diretta adesso allo 0266203529 o al WhatsApp 346 642 7756. A mio parere anche ogni partito, anche ogni movimento politico ha bisogno, è giusto che abbia un rimborso dallo Stato. Attenzione! Perché prima di soldi ce n'erano troppi, prima di soldi ne venivano dati in maniera pazzesca, per ogni voto quanto? 2, 3, 4 euro, non so quanti. Forse è il caso di non esagerare, c'è una via di mezzo, prima c'erano troppi soldi, adesso zero. La stessa cosa per gli amici di Radio Radicale. Forse magari si può campare con molto meno, riducendo il personale, riducendo anche, da quello che ho sentito, lo stipendio del personale. Ditemi se sbaglio allo 0266203529, ma tra poco già è in arrivo il prossimo ospite. A proposito di informazione, io qua davanti a me, lo vedete in radiovisione, c'ho sempre il quotidiano La Verità, che è la nostra testata di riferimento, e parleremo anche di questo, tra poco, dopo le 15 arriva anche il teologo. I vescovi chiedono soldi ai bambini, avete capito bene, i vescovi chiedono soldi ai bambini per pagare le bollette degli abusivi. L'inserto di Avvenire che l'altro giorno ti invitava a studiare l'Islam, ragazzi, Avvenire che invita a studiare l'Islam. L'inserto di Avvenire dedicato ai piccoli lancia una colletta. Ci sono da saldare i debiti che l'elemosiniere del Papa si è accollato dopo il blitz per riallacciare la corrente nell'edificio occupato dove si fanno rave party. Ma sai che sembrano notizie finte, cioè sembra una roba, ma dai, ma una barzelletta. Cioè i vescovi adesso hanno organizzato una colletta riservata ai bambini per pagare la corrente elettrica che adesso bisogna pagare grazie all'elemosiniere che è andato a riattaccare la corrente in quello stabile occupato da un fracco di gente, tra cui amici che hanno organizzato un vero e proprio centro sociale con rave party, discoteca, eccetera. Adesso i bambini devono raccogliere soldi per il rave party. Siamo diventati completamente deficienti? Punto di domanda. 0266203529. Pensate ai terremotati, ai vescovi un calcio in culo.
non sono io a dirlo, non oserei mai, l'ho scritto qualcuno su WhatsApp al 346 642 7756. Pronto? Ciao Sammy, sono Pietro. Poi Pietro. Ciao, ascolta, per la prima volta non sono d'accordo con te. Ci mancherebbe. Te l'ho già detto, perché tu fino a un mese fa dicevi, io sono coerente, io ti voglio bene e tutto, però dicevi che Radio Radicale può andare a fanculo di qua e di là. Adesso non so, hai cambiato idea anche te. No, Dici ma che ho è capito, giusto, non è ma ho giusto? capito cosa c'è dietro, forse. Così da mese con mese, cioè. Caro, ho capito forse che cosa c'è dietro, cioè c'è qualche cosa, una battaglia in generale per l'informazione. Cioè io spero, questo è il mio pensiero, non lo so poi se sarà così, spero che aiutando Radio Radicale a non chiudere o a passare sul DAB, riducendogli le spese, tutti gli stipendi, eccetera, si possa far capire che non soltanto Radio Radicale ha bisogno di soldi per campare, ma anche Radio Padania, Radio Popolare, i vari quotidiani che fanno informazione, le testate giornalistiche che fanno informazione. Cioè, dimmi se sbaglio, io sto cercando di capire che forse abbiamo marcato il nostro territorio ben differente da quello dei 5 Stelle. Cioè, per i 5 Stelle loro vogliono chiudere tutto. Cioè qualunque testata, qualunque informazione dalla politica, niente soldi pubblici, bisogna cavarsela da soli. E attenzione, se te la cavi da solo se hai dietro chi ci mette i soldi, come Radio Capital, Radio DJ, hanno concessionarie che fanno capo alla sinistra e hai visto chi ci mette i soldi. Ma altrimenti come fai a campare? Hai capito il mio pensiero? Parlare. Vai. Ok, tu hai ragione, però fino a un mese fa la raccontavi diversamente. Sai che io ti voglio bene, sei il mio preferito, però la raccontavi diversamente. Ti ha convinto Cainarca? Non lo so. Ma comunque, io gli ho detto stamattina, come si chiama? La Verità, Fatto Quotidiano, non beccano niente e vanno avanti benissimo. Anzi, sono i giornali che vendono di più. Hai capito? Io non posso versare tasse per dare a tutta l'informazione. Tutti vanno a fare informazione e via. E tasse vanno dentro tutte lì. Cioè, anche voi vivete campate con gli abbonamenti o con le donazioni. Noi siamo i più deficienti. Può cambiare idea ma Salvini secondo me questa botta la sentirà. Mi dispiace perché è la prima volta che vado contro Salvini. Questa volta la sentirà. Vabbè, dai, intanto è inutile. Ciao Sammy. No, non è inutile assolutamente. È giusto parlarne, ma ripeto, secondo me questo è un esempio per creare una discussione importantissima sull'informazione. Cioè ricordate che essendo al governo coi 5 Stelle, se molliamo su questi argomenti, questi davvero vogliono far chiudere testate locali che vivevano con un minimo di aiuto, ma quell'aiuto era importantissimo da parte dello Stato. Vogliono far chiudere il vostro giornale quotidiano, vogliono far chiudere la piccola televisione che finora è campata anche di aiuti pubblici sull'informazione, vogliono far chiudere Radio Padania, of course, e noi deficienti abbiamo anche rinunciato a quei 100.000 euro e ne prende ancora di più Radio Popolare che lo Stato ci doveva dare, non perché siamo Radio Padania, ma perché facciamo informazione. Noi abbiamo rovesciato il tavolo, abbiamo detto no, allora non li vogliamo questi soldi, ma è chiaro che questa deve essere una discussione che parte proprio da questa cosa su Radio Radicale, dove, chiaro signori, sono il primo a dire che bisogna decidere tra Radio Radicale e GR Parlamento, fanno lo stesso mestiere ed è chiaro che con questa discussione sarà deciso chi va avanti. Probabilmente andrà avanti GR Parlamento, Radio Radicale passerà sul DAB, l'archivio di Radio Radicale passerà a GR Parlamento. Avete capito? Secondo me funzionerà così. Per far andare avanti tutto questo bisogna fare in modo che Radio Radicale completi il suo percorso e quindi ci vogliono ancora soldi che dà fastidio a dare a una radio che ha parlato male dei leghisti, che ha parlato male della vita, che ha mandato avanti dei messaggi facciamoci lo spinello, droghiamoci pure, facciamola finita con la vita quando vogliamo. Non siamo d'accordo, ma è giusto che queste cose vengano discusse. Come noi parliamo che non siamo d'accordo che il gay si compri i bambini, altri sono felicissimi che i gay si comprino i bambini, ma noi andiamo avanti a dirlo e a urlarlo da queste frequenze. Così come adesso abbiamo al telefono un collega, Giuseppe Brienza, ma guarda un po' che è uno di quelli che porta avanti una cultura
molto diversa rispetto a quella dei grassi network nazionali, scrivendo su tante testate, parlando in varie emittenti, e oggi ci parla di che cosa? Giuseppe Brienza, buon pomeriggio. Grazie Sammy delle tue parole, di questo spazio che mi riserva Radio Padania effettivamente per parlare di cultura e politica alternativa. Oggi, come avevamo concordato, volevo spendere qualche minuto per presentare una delle poche riviste veramente alternative che ha un passato glorioso, è il mensile Il Borghese. Spero che qualche ascoltatore lo ricordi fin dai suoi primordi. È stato fondato nel 1950, quindi vedete che il record, siamo a 70 anni. È stato fondato poi da un grandissimo giornalista e scrittore, Leo Longanesi, e nel 2001 ha l'ultima serie, che è quella che ancora esce nelle migliori edicole e si può anche leggere per abbonamento, è edita dall'editore Pagine di Roma ed è diretto da Claudio Tedeschi. Il numero di giugno è uscito da pochi giorni e vorrei in maniera molto sintetica fare degli esempi di come si vada controcorrente con questo giornale che in pratica è l'espressione culturale della destra italiana, insomma, o se vogliamo anche del fronte sovranista, identitario. Il primo editoriale è sempre quello del direttore Claudio Tedeschi, che nel numero di giugno parla della grande messa in scena, purtroppo, dall'informazione, come dicevi pure all'inizio di questo mio intervento, Sammy, e si intitola Alla fine della notte. In pratica Claudio Tedeschi cita nel suo editoriale un bellissimo album che è quello di Giorgio Gaber, no? Fra l'altro milanese, un grande cantautore, scrittore, diciamo anche poeta, il quale in Poliallevamento appunto aveva una canzone che si intitola La festa, no? In cui spiegava come i mass media cominciavano, insomma, fin dai ceti sociali più bassi, ma poi via via tutta la società a farci la festa, insomma, e a farci quindi a imbonirci e a trasformare quello che è bianco in nero e quello che è nero in bianco. In effetti Claudio Tedeschi parla anche della campagna elettorale per le ultime europee come un grande Truman Show, no? Ricordate quel film, anche in questo caso di qualche anno fa, con Jim Carrey, nel 1998, e lui, Jim Carrey, scopre che i primi 30 anni della sua vita non sono stati altro che una messiscena, e quindi Claudio Tedeschi denuncia in questo anche una certa sindrome, no? dell'elettore, del lettore, dell'ascoltatore degli anni 2000 che viene manipolato dal sistema mass mediatico, che è una cassa di risonanza dei poteri forti. E Tedeschi appunto denuncia la metropoli globalizzata di cittadini che sono ascoltatori, che sono come dei burattini, insomma, no? Che sono diretti, come dice Tedeschi, dall'alto da alcuni personaggi che nei loro attici li fanno passare dai cellulari alla droga, dall'istupidimento che la televisione quotidianamente riversa nei loro menti, al martellante uso della pubblicità per ogni aspetto della vita quotidiana. Poi, insomma, solo per citare i grandi nomi, almeno per questo ambiente culturale, ecco, io anche l'altra volta ho menzionato una rubrica fissa del Borghese che è Elettroshock, per guarire dalla follia del politicamente corretto, un articolo che esce ogni mese da parte di Marcello Veneziani, che molti degli ascoltatori leggeranno anche sulla Verità. In questo caso, nel numero di giugno, Marcello Veneziani intitola la sua rubrica Fine Italy, fine Italia, insomma. Però in questo caso come ad invitare una nuova classe politica a cercare, con il nostro aiuto effettivamente, perché non dobbiamo mai delegare sempre tutto agli altri, ma ognuno deve fare la sua parte, ecco, dicevo, a mettere fine a questo stato di transizione permanente. Infatti la rubrica di Veneziani finisce proprio con questa domanda provocatoria: ma quando finisce di finire questa benedetta Italia, se da secoli si annuncia il suo declino
e se da 60 anni e più si annuncia il suo tramonto. E questo articolo poi si collega anche a quello molto interessante del filosofo Hervé Cavallera, che scrive anche ogni mese sul Borghese, è ordinario di storia della pedagogia all'Università del Salento, e in questo articolo Il mondo che va a riscoprire la storia tocca appunto uno dei cavalli di battaglia della cultura alternativa, appunto della controcultura, che è quello di riscoprire la storia. La società liquida è la società senza storia, senza memoria e quindi senza identità. Cavallera si rifà in questo suo articolo a 2 episodi della recente cronaca, l'incendio della cattedrale di Notre Dame e l'ennesima rievocazione della cosiddetta liberazione del 25 aprile, no? La cosiddetta festa della liberazione. E sottolinea il professor Cavallera che si tratta di 2 eventi non a caso scelti in 2 paesi nei quali c'è sempre stata una particolare attenzione per la dimensione storica, e invece come sono stati vissuti, come sono stati processati, se vogliamo così, dai grandi media, c'è una ulteriore conferma che abbiamo perso questa importante dimensione dell'identità, cioè quella della memoria, quella della dimensione storica, e fa l'esempio della cattedrale di Notre Dame, della quale molti si sono riempiti la bocca in questo caso appunto di incendio, ma poi alla fine la mancanza di storia, di cultura e di memoria ha portato al primo ministro francese Édouard Philippe a indire un bando, niente poco di meno, un bando internazionale di architettura per ricostruirla, come se fosse un qualcosa di pongo che addirittura secondo il bando dovrebbe essere in linea con le tecniche e le sfide, ecco una parola amata dai progressisti di ogni tempo, le sfide del nostro tempo. Quindi magari la troveremo, non so, di vetro oppure a forma di triangolo, come piace tanto al Presidente della Repubblica, o di piramide, sempre riprendendo certi simboli amati dai grembiulini. E invece, per quanto riguarda il 25 aprile, il Cavallera riprende l'affermazione del Presidente Mattarella per cui in relazione al periodo 1943-45 ha detto il nostro Capo dello Stato: la storia non si riscrive. Ecco, questa è la frase, qualora rispondente però effettivamente alle parole del Presidente della Repubblica, è una frase senza senso, perché la storia deve essere sempre rivista, revisionata, anche se chi si interroga anche in una dimensione critica viene sempre bollato come revisionista. Poi c'è un interessante articolo, e poi finisco perché non sarebbe possibile ovviamente parlare di tutto questo corposo numero, pensiamo che sono quasi 100 pagine. Una copia saggio di questa rivista può essere chiesta anche gratuitamente alla mail luciano.lucarini@pagine.net, e poi c'è anche il sito www.edicola-pagine.net. Dicevo, l'ultimo articolo di cui vorrei veramente in breve riportarvi è di Gennaro Malgeri, anche questa è una penna storica della destra italiana, è stato direttore per molti anni del Secolo d'Italia, che titola il suo pezzo "L'Europa sovranista e populista, dov'è finita?". In realtà è una polemica direi ampiamente condivisibile, perché si rivolge soprattutto al fronte sovranista italiano e francese, diciamo accusando di avere messo un po' da parte negli ultimi periodi nella campagna elettorale i temi sia dell'Italexit, cioè dell'uscita dell'Italia dalla UE, e nel caso dell'Italia e della France Exit, quindi l'uscita della Francia dall'Unione Europea, e tema connesso dell'uscita dalla moneta unica, dall'euro. Scrive infatti Malgeri: queste e tutte le altre secessioni vagheggiate, agitate, minacciate sono pressoché scomparse nell'agenda politica dei populisti e dei sovranisti europei. La campagna elettorale si è piuttosto concentrata su una sguaiata propaganda sulla corruzione, che pure esiste, in questo caso Malgeri se la rifà contro, diciamo, certo giacobinismo, giustizialismo del fronte, diciamo, anche dei 5 Stelle, e si è concentrata sull'immigrazione, tema di indiscutibile rilevanza, scrive Malgeri, ma che non può assorbire quasi interamente l'attività di una componente del governo. Ecco, questo è interessante. Gianfranco. Ecco, ho concluso, scusami Semmi se sono andato un po' oltre. No, prego, perdonami, parlavo con un altro collega, vai pure, vai. Ah, sì, certo, questo dell'immigrazione è un tema centrale, naturalmente, però sottolinea Malgeri, e mi sembra che comunque sia stato
recepito dalla dirigenza anche della Lega, che un fronte sovranista deve assumere una prospettiva complessiva sulla sovranità nazionale, che sicuramente significa difesa dei confini, ma non può non riprendere anche dei temi che sono essenziali, come abbiamo appena accennato, quello dell'identità storica, e poi fra i tanti non può venire meno quello della famiglia e della lotta contro l'inverno demografico, perché evidentemente noi possiamo difenderci quanto vogliamo dall'immigrazione irregolare, ma se non facciamo più figli, se non crediamo più nel futuro, siamo comunque destinati a un non felice prospettiva di avvenire. Io avrei finito, Sammy, ti ringrazio molto per questa possibilità. È sempre un piacere, carissimo, soprattutto quando si parla di pubblicazioni alternative, di informazione alternativa. Il Borghese fa parte di questa informazione alternativa a cui noi non ci stancheremo mai di dare spazio, qualunque sia il pensiero. Lo diciamo, per noi l'importante è trasmettere qualche cosa che vi faccia ragionare. Fascisti, comunisti, non ce ne frega niente. Cerchiamo di far ragionare la gente che ha ancora dei neuroni, qualcuno vi è rimasto. Cercate di capire chi ha ragione, perché spesso la verità sta nel mezzo. Grazie carissimo, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te e viva Radio Padania. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isa B vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Il lato oscuro di Oliviero Toscani colpisce ancora.
la nuova faccia dell'Europa proprio non è la faccia di Salvini, gli direi al giornalista, gli direi al redattore capo. Cioè è uno sbaglio giornalistico. Però Oliviero non quella si è la può nuova mica far faccia finta che non siano, si comandano loro. ma non è la faccia, è una politica che non è una faccia. Quella politica lì è contro la nuova faccia dell'Europa, sono contro la nuova faccia dell'Europa. Allora la nuova faccia dell'Europa qui è sbagliato. Io trovo che giornalisticamente è una grande bufala questa. Sono contento che venga fuori con questa faccia da lupo mannaro. Uno che fa uno stupro, adesso non scherzo, ha quella faccia lì quando si stacca dalla sua vita. Però diciamolo subito, evitiamo altre querele, eccetera. Ne stai parlando in senso figurato. Guardate il piacimento sadico. Certo, è incredibile, io sono rimasto a bocca aperta. Infatti arancia meccanica ho detto io. E io quando dici, scusa, devi fare la fotografia di uno che fa una violenza, questa è la foto. Il lato oscuro. E la luce. E il pomeriggio gender, signori. Tra poco torniamo a parlare con il nostro teologo Walter Binni, che il giovedì è in diretta su Radio Maria e il venerdì invece diventa un teologo molto tosto in diretta qui su RPL. Parleremo, perché no, di Avvenire che chiede i soldi ai bambini per regalarli ai centri sociali. Mamma mia, come siamo caduti in basso. Prima però la bravissima, l'abbiamo avuta ospite l'altro giorno con il suo gruppo, Greta Personeni. Questa è musica da ascoltare prima della battaglia, o al contrario subito dopo la battaglia, per rilassarsi in attesa di nuove emozioni. Medley of Gladiator Soundtracks.
giovane, questi hanno 20-25 anni, sa trasmettere anche emozioni molto profonde. Grazie a Greta Personeni che potrete riascoltare, è stata ospite proprio martedì qui nei nostri studi con il suo gruppo, potrete riascoltare sabato sera nella replica di Musica Indipendente alle 20:30, quindi domani sera ore 20:30 e domenica pomeriggio alle ore 15, perché gli artisti che girano a Radio Padania cerchiamo di dargli veramente un palco importante. Riapriamo le linee allo 0266203529 o tramite WhatsApp al 346 642 7756. Potere al popolo il venerdì e anche pomeriggio gender, cerchiamo anche di capire che cosa succede, che cosa succederà ai nostri bambini. Per il momento Avvenire si cura dei nostri bambini chiedendogli soldi per regalarli i soldi a chi occupa i palazzi. Ricorderete la vicenda dell'elemosiniere che era andato a riattaccare la corrente in quello stabile occupato dai centri sociali. Il cardinal Bolletta, come lo chiama il quotidiano La Verità, non sgancia €1. Beh, siccome a quanto pare sono molto poveri da quelle parti, dalle parti di vescovi e prelati vari, ora chiedono i soldi ai bambini, chiedono una colletta. E cos'è che scriveva l'altro giorno Avvenire rivolgendosi ai ragazzi? Cosa ci fa un cardinale in un tombino? No, non è una barzelletta di Popotus che è l'allegato per i bambini al quotidiano Avvenire. Una storia vera, dice. Qualche settimana fa il cardinale Krajewski, Don Corrado per gli amici, si è calato in una botola sotto un grande palazzo a Roma per arrivare nel locale sotterraneo dove c'erano i contatori della luce e riattaccare la corrente che era stata tolta perché gli inquilini del palazzo non riuscivano a pagare, essendo la gran parte di loro troppo poveri. Poi ha lasciato un biglietto: alla bolletta non pagata ci penso io. Molti si sono chiesti dove prende i soldi necessari. La risposta la conosciamo molto bene noi di Avvenire, perché diamo una mano a raccogliere i soldi. Praticamente quelli di Avvenire, visto che quel prelato è veramente povero, ma adesso lo chiediamo al teologo perché magari lui ne sa qualcosa di più, ma poveri questi prelati, questi vescovi, ma com'è possibile? Adesso chiedono soldi ai bambini, una colletta per far pagare la corrente a questo stabile, ripeto, occupato abusivamente dai centri sociali. Ci sono 2 telefonate allo 0266203529 e poi diamo naturalmente la parola al teologo. Pronto? Pronto? Sono Ciao. Lidia da Cassina dei Peschi. Ciao Lidia. Volevo dirti che sto andando a farti il contributo volontario per Radio Padania. Grazie. E niente, domani vado al mare. Fatto alle 5. Mi fa piacere, siamo un pochino invidiosi. Niente, volevo salutarti, poi... Grazie, prima di partire per le vacanze decide di aiutare Radio Padania. Grazie Lidia, un abbraccione, un bacione, perché se tutti facessero come voi, scherzo a parte, come te, saremmo ricchi sfondati, più di Radio Radicale sicuramente. Ricordate il sito radiopadania.org, da lì ci si può abbonare con le €8 al mese. Chiaro che la Lidia preferisce andare in posta, conto corrente postale 37671294, 37671294, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano, e bastano anche €5 per aiutarci e non siamo esosi. Pronto? Ciao Sammy, sono io da Torino. Ciao. Senti, io non voglio stare sempre a fare discorsi, ti dico una cosa che mi è successa stamattina. Ora mio figlio ha 40 anni e gli hanno dato il reddito di cittadinanza perché è disoccupato, €200 al mese. Meno male. Aspetta, e io ho una pensione minima, €350 di sociale. Mio figlio mi ha detto: prendi te qualcosa da questa cosa e mangiamo. Stamattina sono andata alla posta, senza pensarci ho dimenticato il reddito di cittadinanza dentro al banco, ma per sapere quanti soldi avevo ancora. Mi accorgo che vado a pagare e non c'ho più il reddito di cittadinanza, parto di corsa dal supermercato a vedere se c'era.
Vado alla posta e dico: scusate, ho dimenticato lì il reddito lì nel banco, ma non vorrei me l'avessero rubato, perché senza volerlo. Salta su quella che lavorava lì alla posta, mi dice: ecco quelle piemontesi che portano via la pensione, i soldi della pensione agli anziani e si fanno mantenere questa di cittadinanza. Le ho detto: senta signora, io non sono Tarrona e non odio i Tarroni. Lei è qua, seduta, ha 60 anelli in mano, pieni d'oro, a pieni di collane d'oro. Io prendo 350 euro di pensione sociale. Mio figlio è disoccupato e lei mi viene a dire a me che noi portiamo via i soldi ai pensionati? Ma si vergogna di costeri solamente che il governo cambi, perché deve stare qua a parlare gran signora e insultare la gente. Che la licenziano, visto che prende lo stipendio dallo Stato, guarda, l'avrei scannata. Grazie cara, un abbraccione. No, è bello anche sentire queste vicende che è giusto che succedono a chi vive. Ecco, io lo so, poi ci si arrabbia a volte per queste situazioni. Queste sono cose che succedono a chi vive con tanti 1000 problemi, ragazzi, ma ci siamo ancora, resistiamo. Cos'è che ci abbiamo al culo? Roberto Colombo, al culo cosa abbiamo? Le pezze. Le pezze al culo, ma resistiamo, no? Scusami, è così che si dice. Le pezze al culo, ma resistiamo. Si va avanti con un sorriso. Poveri ma belli, non siamo Radio Radicale noi, è vero. Ma la speranza, e lo dico per tutti voi che siete arrabbiati perché abbiamo dato soldi a Radio Radicale, è proprio questa, di avviare una discussione in modo che possiamo aiutare tutte le fonti di informazione, chiaramente non con 10 milioni di euro, ci mancherebbe altro. 0266203529, abbiamo il teologo Walter Binni. Ciao Walter! Ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori. Ti vedo bene, sei anche elegante. Dove vai fuori stasera? Hai visto? Poi guarda cosa tiro fuori. Il Tau appeso al collo. Aspetta che mi faccio un primo piano. Dov'è che è la telecamera giusta? Ecco qua, guarda, Tau appeso al collo. Originale francescano, comprato ad Assisi tanti anni fa, ma insieme... Cos'è questo? Il microfono, signori. Sì, è chiaro, è la mia vita praticamente, il Tau e il microfono. Allora, spero che ci sia la par condicio nella raccolta fondi per i bambini, centri sociali, perché io vorrei che qualcosina andasse anche ai miei carissimi amici di Casa Pound, Simone, davvero, perché sono decenni che i ragazzi stanno facendo un'opera sociale, aiutano gli anziani, nelle periferie sottoproletarie di Roma, vanno a portare la spesa nelle case e lo fanno tutto volontari. Non abbiamo mai visto una lira, un centesimo, un ghello, un doblone da parte di nessuno, tutto volontariato. Quindi è una buona cosa che così la mamma, cioè la Chiesa, dia un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Quindi spero che si ricordino anche di Casa Pound, Cosa dici te? E cosa dite voi? 0266203529 su questa cosa che è Avvenire, il quotidiano di chi è a questo punto il quotidiano Avvenire? Di chi è? Cioè il fatto di chiedere soldi ai bambini. Allora, l'altro giorno faceva pubblicità ai musulmani dicendo vi spieghiamo la religione musulmana, eccetera, eccetera. Adesso chiedono soldi per pagare la corrente ai centri sociali, ma veramente non capisco dove si voglia arrivare. Ma è vero, quindi questi vescovi sono così poveri da non avere soldi per pagare la bolletta della corrente a quello stabile occupato dai centri sociali? Ma cosa c'è dietro? Perché? Lì non ci vuole un teologo, ma probabilmente ci vuole un esperto di materie umanistiche afferenti allo stato del cervello, perché il teologo poveretto cosa vuoi che dica? La proprietà non lo so, sicuramente la linea editoriale della CEI e quindi la politica è quella che scrivono. Il problema qual è? Che poi dopo sistematicamente, normalmente la gente va alle urne e io non so, va alle urne e vota contro queste politiche, vota contro i partiti che rappresentano queste politiche, perché
E quando si sono fatte le ultime elezioni europee, io a un certo punto, dopo un 4-5 minuti, cos'era alle 11.05, 23.05, pensavo avesse vinto il PD. Poi dopo mi sono messo lì, ho fatto i conti della serva e ho messo dunque i voti delle ultime elezioni politiche del PD, più quell'altro partito che aveva quel nome di quella lacca che usano per le donne, Libera e Bella, come era Libera, vabbè. E questi sì, vabbè, sai, quella lacca, io e te non è che abbiamo un grosso problema. Comunque, no, vabbè. Comunque, messi insieme i voti, sono andati sotto di altri 3 punti. Io credo che tutte le volte che si facciano queste politiche nei confronti di questo mondialismo sincretista e globalista, la gente va e nel segreto dell'urna Dio ti vede e Stalin no, diceva un grande prelato. Quindi ho paura che abbiano sbagliato strada, però non si riesce più a tornare indietro. Quindi ripeto, se si riuscisse a fare una buona colletta, oppure tiriamo le orecchie a Salvini, perché posso tirargli le orecchie a Salvini? Certo, se le lascia tirare allora, anche. Bisogna tirargli un po', io voglio bene, ci mancherebbe, un bravo, ho anche votato addirittura alle ultime elezioni, cosa che non avevo mai fatto. Io non sono mai neanche andato alle urne per l'Europa da quando ho iniziato, perché per me l'Europa era ed è un'espressione geografica, quindi non nel mio nome è stato fatto lo scempio di Moscovici e tutta sta gente che ormai spero che sparisca dalla politica, però sono andato a votare, l'ho votato, lo tiriamo le orecchie a Salvini. Salvini deve capire che dà 1 miliardo all'anno alla Chiesa italiana, va bene? Boh. C'è una sentenza della Corte dei Conti dal 2014 che dice che quello che si dà è troppo, perché non ci sono più le condizioni. Prima c'era un'ascoltatrice di Torino che prende 350 euro di pensione. Cioè, ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto e noi continuiamo a dare cosa? Per cosa? Andate a vedere i bilanci dove vengono messi i soldi, tutto pubblico, tutto su internet, e poi dite, ma i soldi per, non so, 60 milioni, 10 milioni per interventi all'estero non sono forse più utili per aiutare i poveri fedeli che fanno fatica a arrivare a 350 euro al mese? Salvini quella pratica lì non la vuol toccare e fa malissimo. L'IMU. Abbiamo una sentenza europea che dice che dobbiamo pagare 5 miliardi di IMU, che la Chiesa deve pagare 5 miliardi. Chi li paga questi 5 miliardi di IMU? Sempre noi? Allora, finché Salvini non toccherà quell'argomento, avrà sempre della gente che gli spara. Poi fa venire degli attacchi, poveretto, a Sgarbi, che ha cercato di difenderlo, e poi viene il comunicato dalle curie qua vicino a casa nostra, perché ovviamente i cristiani stanno stancando, quindi io non lo so, Salvini, santo cielo, ma sti soldi, cos'hai paura di tirarti dietro le ire della CEI, perché adesso ti vogliono bene? Cioè, hai mai visto tu un poster su Avvenire in prima pagina, pregate per Matteo? Perché nel Vangelo c'è scritto, e Paolo lo dice anche, che bisogna pregare per i governanti. Avete mai visto voi una prima pagina di Avvenire? Pregate per i nostri governanti, per Conti, per Di Maio, per Salvini. No. E quindi non capisco perché lui continua a foraggiare chi lo massacra. Poi dice per televisione, ma mi ha telefonato il parroco X, il vescovo Caio Sempronio, mi ha detto di tirare avanti. Ma perché sta gente non si palesa, non va in televisione e non dice appoggiamo il governo per la politica che sta facendo anche a favore dell'Europa? Allora, se tu foraggi chi politicamente ti è avversario, puoi non piangere. Ti ho tirato le orecchie, però spero che lui non si sia offeso. Cosa dici? No. Assolutamente no, però a proposito di Salvini, di Lega e di Avvenire, devo dire che Avvenire su una cosa è d'accordo con Matteo Salvini, con la Lega, ce lo disse anche il suo direttore qualche tempo fa, sui corridoi umanitari. Se facciamo venire gli immigrati, la famiglia di immigrati che scappa da guerra, con l'aereo, con i documenta in mano, eccetera, ben venga, così va bene. Quindi almeno su questo siamo d'accordo, teologo.
Guarda, io questa roba qua dei corridoi, a me sembrano più che dei corridoi delle camere di sicurezza, perché poi se andiamo a vedere davvero chi è in guerra in Africa facciamo i conti, perché poi ti metti contro delle grandi potenze, la Francia, la Cina, cioè non è una cosa così semplice. Io invece faccio un discorso contrario, perché per esempio non si chiede ad alcune comunità ONG internazionali che hanno già presentato dei dossier presso il Ministero degli Interni di farsi carico del rimpatrio in Africa degli africani a costo zero, con scolarizzazione a costo e a spese dell'ONG. Chiaro? Progetti di lavoro in Africa per rimpatriarli, cioè fare il corridoio alla reversa, non alla dritta, perché poi alla fine arrivano tutti in Italia, Cioè in Germania, da quando ha perso le elezioni, la Merkel ha chiuso i ponti e non arriva più nessuno, finito, chiuso, game over. Allora, visto che ci sono delle ONG cristiane, non necessariamente cattoliche, che io so abbiano presentato progetti a costo zero presso il Ministero degli Interni, dove c'è anche Salvini al Ministero degli Interni, ogni tanto c'è, ecco, tiri fuori il dossier, li chiama, mi dice allora mi ricollocate 10, 20, 30.000 persone a costo zero, che io poi vi faccio vedere in televisione. Ecco, perché non si fa il corridoio al contrario? Piccola domanda, visto che io lo so che ci sono questi progetti, allora facciamoli, no? Direi che è una delle priorità da portare avanti nei prossimi mesi. Intanto, a proposito di migranti che arrivano, la Sea-Watch continua a ciondolare nel Mediterraneo, come ha detto questa mattina Matteo Salvini. La Sea-Watch al confine delle acque italiane. Una volta tanto la Libia gli aveva detto ok, puoi approdare da noi, loro hanno rifiutato l'approdo in Libia perché porto non sicuro, secondo loro. Ad Amburgo, devono andare ad Amburgo, il loro porto è Amburgo, non c'entra Italia. Certo. Amburgo, nord della Germania, sono tedeschi, vadano a casa loro. E Matteo Salvini per la prima volta ha fatto trapelare la possibilità di accusa di sequestro, perché praticamente questa Sea-Watch, questa ONG, sta portando in giro questi immigranti per il mare e decidendo lei dove andare, e potrebbe anche ravvisarsi questa cosa particolare che non era mai accaduta prima. Senti, devo chiedere una battuta al teologo. Intanto, signori, voi che volete entrare in diretta 0266203529 oppure WhatsApp 346 642 7756. Quando batti il latte esce il quaglio, esce il vero volto della Chiesa Cattolica, ma questi cattolici chi sono veramente? Scrive Massimo di Vignate. Massimo, stiamo cercando di spiegarlo, ma intanto io devo ancora spiegarmi questa storia della Barilla, ragazzi. Cioè, non è che ci sono rimasto male, però sai, c'era la famiglia del Mulino Bianco, dove tutti sono contenti, la famiglia, il papà, la mamma, i bambini, quella famiglia tipo che vorremmo avere tutti quanti, che poi non esiste, perché poi ci si litiga e il figlio allora ti lavi o no, porco cane. Stamattina devo accompagnare i bambini all'oratorio, cioè sembrava di essere in caserma in casa Varino. A un certo punto ho spento la televisione, forza, avanti, lavarsi, avanti, veloci, lavare i denti. Poi devi controllare, perché loro fanno finta di lavarsi la faccia, mica scemi, no? E i denti fanno vrr per 10 secondi e poi basta. Bisogna essere anche un po' come a militare. Ma questa cosa che adesso con la pasta Barilla arriva al Gay Pride, praticamente diventa sponsor della marcia dell'orgoglio omosessuale a Milano. Lo ricordiamo perché anche il nostro Roberto Colombo, il tecnico, ci parteciperà dal 21 al 30 giugno con la parata il 29 di giugno a Milano. Sponsor la Barilla, che aveva già inventato l'edizione limitata degli spaghetti confezionati nella confezione particolare con due donne che si tengono per mano, uno spaghetto di pasta che unisce le labbra dell'una e dell'altra, queste confezioni molto gay friendly, sex gay friendly. Io non ho mai visto una roba del genere per noi che abbiamo gusti sessuali tra virgolette normali. Perché farla per i gay? La devo ancora capire. Adesso diventa sponsor ufficiale della marcia Orgoglio Omo a Milano. Ma intanto c'è una telefonata, la sentiamo al volo. Pronto? Sì, pronto? Ciao.
Ciao, sono Sergio da Trieste. Ascolta, quando la Lega non era al governo diceva ci ricorderemo di quelli che stanno facendo arrivare gli immigrati, e adesso Alfano e compagnia bella se la passano tranquillamente, no? Senza aver pagato nessuna conseguenza. Pensate di prendere in considerazione qualche mossa particolare, oppure lasciamo perdere, ci siamo voluti bene? Ciao. Grazie caro. Prima di tutto la prima mossa è facciamo le corna. La seconda vediamo. Qualcuno scrive il teologo primo ministro, e che ne sapete? Magari tutto è possibile. No. Teologo, 2 minuti tutti per te, prego. No, ma che primo ministro, grazie. No, qui ognuno deve fare il proprio. Io in politica sono una capra, e forse non solo in politica. Cosa vuoi che ti dica? Già il fatto di mettere la cucina e il sesso è una cosa terribile. Terribile. Io perché sono vecchio, pensare a mischiare il sugo con... che schifo. Non si digerisce non si digerisce. No, si dice, ma se io vado a fare una proposta così a mia moglie, quella mi butta giù dalla tromba delle scale, quindi figurati, ma lasciamo stare... com'è che si dice, l'arte culinaria, no? Esatto, si chiama. esatto. Forse, ecco, lasciamolo stare, che non diciamo che non afferisce alle nostre corde. No, io sai cosa? Sono molto preoccupato, te l'ho già detto un'altra volta, da questo clima di odio, perché qua, arrivati a questo punto, si odia Salvini, si odia la Lega. Allora, che uno sia contro la Lega, che non abbia l'idea della Lega, la maggioranza dell'Italia, cioè il 65%, 64% è contro la Lega. Però quello che dà fastidio è l'odio. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Abbiamo ereditato un paese decotto alla frutta, pieno di debiti fatti dai tempi di Craxi fino a oggi. Stiamo cercando, dico stiamo nel senso tutti noi italiani, anche chi non vota Lega, di mettersi le mani al portafoglio, dare una mano, uscire da questa situazione, e c'è sempre campagna di odio. Io nel passato non ho mai visto, non ricordo, credo di aver visto ormai tante primavere, un odio del genere neanche quando c'era la Prima Repubblica. Io non ho mai sentito frasi di Almirante di odio contro Berlinguer, di cui ieri si faceva il 35esimo, credo, anniversario dei suoi funerali. Io non credo di aver mai sentito la Malfa avere parole di odio contro Craxi. È qualcosa iniziato con Berlusconi, ma veramente c'è una campagna d'odio per televisione, sui giornali, che io veramente temo, veramente sono preoccupato, ma lo dico da cristiano e da uomo della strada. Cioè, l'odio no, avversari politici sì, cavalleria sì, ognuno pensa di fare il meglio per il paese sì, però questo odio francamente non ci sta. E mi dispiace perché anche, e concludo, anche tra i militanti dei 5 Stelle, alcune fasce, io vedo sui social che veramente esprimono veramente un sentimento molto molto negativo verso la persona e non verso le idee del vice premier. Questo mi sembra di dirlo, mi sembra di poterlo condividere, non so il tuo parere, però io sono molto preoccupato da questo clima d'odio e non sto scherzando. Grazie signori, se lo dice il teologo c'è veramente da preoccuparsi, ma fino a un certo punto speriamo. Oggi ho incrociato il capitano mentre entrava in Consiglio federale, sembrava assolutamente sereno. Grazie al teologo Walter Binni, alla prossima Walter. Godetevi questo fine settimana al sole al mare. Ciao Sandy, un abbraccio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro. È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Che facciamo? Combattiamo. Radio Padania libera. E tu da che parte stai? Che facciamo? Combattiamo. Buon pomeriggio gender da Sammy Varin. Tra poco ancora linee aperte allo 0266203529. Le vostre voci senza filtri né censura su qualunque argomento vogliate trattare. Chiaro, essendo anche il venerdì gender, apriamo soprattutto a quella che è la situazione dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quale futuro aspetta loro? E la cosa più terribile è appunto che è un futuro che per loro sarà assolutamente normale. Per noi vecchi è un po' strano, certo, e come è un po' strano sicuramente il fatto che la pasta Barilla abbia deciso di abbracciare il Gay Pride, quindi di fare delle confezioncine apposite per gay, per lesbiche, le porzioni uniche. E vabbè, fammi mandare una canzone, signori. Christian Music con lo zampino del grandissimo Maugeri, che salutiamo e ringraziamo, un suo pupillo, si chiama Ismaele Manno. Sentite che pezzone, si intitola Non mi vergogno e arriva proprio dal Factor promosso dall'amico Maugeri. La trovate su YouTube questa canzone, Non mi vergogno, Ismaele Manno.
mi vergogno. Non ci dobbiamo vergognare certamente della nostra fede, non ci dobbiamo vergognare dei nostri pensieri e anche per voi valgono queste parole, soprattutto quando state ascoltando radio come questa, siete su RPL, quella rete dei popoli liberi, l'unica rimasta che vi dà modo di entrare in onda. Qualunque cosa abbiate da dire, noi ve la facciamo dire. Basta chiamare lo 0266 203529 oppure inviare un WhatsApp al 346 642 7756, come ha fatto ad esempio qualcuno parlando di Barilla. Se la Barilla ci imporrà immagini sulle confezioni, noi non le compreremo. Sono d'accordo, questo l'ha già fatto per la verità. Adesso vediamo se si inventa magari qualche spottino televisivo, no? Mentre mangi la pasta Barilla ti vedi i due gay che si baciano, che si succhiano la pasta, of course, uno da una parte e l'altro dall'altra, come è romantico. Lo facciamo noi etero perché i gay non lo possono fare, ma soprattutto è giusto mostrarlo a tutti quanti, che anche loro si possono baciare. Il passo successivo è far vedere i due gay con le mani pelose e in mano un bel bambino che si sono presi chissà dove. Sentiamo le vostre voci allo 0266203529, poi abbiamo il nostro gentile ospite. Pronto? Buongiorno signor Semmi, Lisetta. Poi Lisetta. Allora, adesso si sieda lì che le devo raccontare una bella cosa. Che è successa a Crema. Allora, signor Semmi, c'è chi ha definito la nostra Costituzione come la più bella del mondo. Chi invece ha tentato di modificarla e chi ancora, dovendo spiegarla ai bimbi delle elementari, ha pensato bene di riadattarla in chiave moderna, cioè in linea con il diktat LGBT, mi sembra che si chiami così. Sì. Allora, ripeto, questo caso è successo a Crema, cioè qua in Lombardia, in una scuola elementare. Questa maestra ha spiegato l'articolo 3 della Costituzione con relativo dettato scritto, nel quale si afferma il principio di uguaglianza. Nulla di male, verrebbe a dire, no, signor Semmi? Ma in questi tempi, dico io, di esasperazione del politicamente corretto e di totale sottomissione al pensiero unico, condizionato anche dalla cultura omosessualista. Ma la Costituzione, signor Semmi, con buona pace degli insegnanti, non parla di orientamento sessuale, mi sembra, quanto di distinzione di sesso. No, perché l'espressione orientamento sessuale è stata proprio una delle battaglie del movimento LGBT, che non potendo essere riusciti ad imporre la modifica sulla Costituzione, sono riuscite ad inserirsi nelle scuole dell'infanzia. Allora termino. A questo punto prego il signor Ministro Bossetti affinché la scuola non venga strumentalizzata da questi potenti gruppi di LGBT. La saluto, arrivederci. Grazie, queste sono lobby, le famose lobby che poi si prendono in mano anche l'informazione, oltre che la Barilla, se non c'è davvero un'informazione libera e magari aiutata da questo Stato. E siamo sempre sul solito discorso: Radio Radicale, qualunque testata ha bisogno di finanziamento per essere libera, che sia radio, TV, che sia un quotidiano, soprattutto quelli locali, e anche la politica. Forse è il caso di ripensarci magari sul finanziamento pubblico dei partiti. Prima ce n'erano troppi di soldi e venivano spesi nei modi più strani e strampalati. Diamone pochi, ma diamone, altrimenti la politica la fa soltanto chi è ricco e ha dietro quelle lobby o chi prende le tangenti. C'è ancora una telefonata e poi il nostro gentile ospite. Pronto? Pronto, c'è Andrea da Torino. Ciao. Ciao. Beh, la soluzione è solo una, diamone pochi al PD e tanti alla Lega. Comunque, non era quello lo scopo della telefonata. Dunque, vediamo tutti i giorni come l'Unione Europea ci obbliga a mettere tasse, togliere, aumentare, abbassare, tutto quanto. Disse Bossi in tempi non sospetti: arriveremo al momento in cui la finanziaria verrà scritta da Bruxelles. Ecco. Ora, mi ha scritto un commissario della Commissione Europea, mi dice, io avevo fatto una lamentela, gli avevo mandato una richiesta di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per alcune imposte locali.
Questo mi dice: a tal riguardo occorre premettere che l'Unione Europea non ha che limitate competenze in materia fiscale. È compito degli Stati membri, nell'esercizio della loro potestà impositiva, decidere dell'importo di imposte, tasse e tariffe e scegliere le modalità della loro riscossione. Pertanto, quanto lei ci chiede esula dalla nostra competenza e il problema deve essere semmai sollevato davanti alle autorità nazionali. Quindi in Commissione Europea dicono che loro non possono fare niente sulle imposte all'interno degli Stati membri. Grazie caro, ma almeno sì, ci hai provato. La Barilla pensa ai gay perché a forza di fregare gli agricoltori italiani e gli italiani non sa più da che parte stare. Sta dalla parte giusta, perché ci sono delle lobby potentissime e ricchissime intorno. Abbiamo il nostro gentile ospite che salutiamo e ringraziamo, 10 minuti con Matteo Di Benedetto. Ciao Matteo! Ciao Sammy, come stai? Bene, grazie. Generazione, famiglia e non soltanto, da Bologna, noi sempre in battaglia, voi immagino ancora di più, non hai che l'imbarazzo della scelta, se vuoi anche tu commentare la pasta rieducata al gender o la parata il 29 giugno qua a Milano, ma anche in giro per l'Italia, signore, cercate il Gay Pride più vicino a voi, signori, il giugno è storicamente ormai il mese dei gay, dei diritti, delle pari dignità, dice il Partito Democratico. Buon mese dei Pride, buon utero in affitto a tutti, buon spinello libero, signori. A te la parola, Matteo Di Benedetto. Sì, ti commento molto volentieri. Allora, il caso della Barilla è emblematico. Non so se vi ricordate nel 2013 che cosa disse il proprietario. Guido Barilla disse: non faremo pubblicità con omosessuali perché a noi piace la famiglia tradizionale, se i gay non sono d'accordo possono sempre mangiare la pasta di un'altra marca. 2013. Questo è un caso veramente emblematico, perché da lì poche ore dopo arrivarono delle scuse ufficiali da parte di Guido Barilla, poi arrivò poco tempo dopo una promessa di 35 milioni di euro di finanziamento da parte della Barilla, che stanno ancora venendo dati alle associazioni LGBT, 5 milioni l'anno. E quello che è successo, quello che abbiamo visto, no? E la Barilla come sponsor ufficiale del Gay Pride del 29 giugno è emblematico e secondo me segna il passo dell'evoluzione che stanno avendo i Gay Pride. Cioè, mentre prima erano bene o male all'inizio manifestazioni a sé stanti, poi appoggiate in via indiretta da qualche partito, da qualche istituzione, da qualche azienda, poi sempre in via indiretta da sempre più realtà, poi in via indiretta da tutte le multinazionali, adesso comincia a esserci una partecipazione proprio alle parate. Non so se avete visto quelle che ci sono già state in varie città d'Italia, ci sono parate in cui sono comparsi proprio striscioni o cartelloni della Team piuttosto che di altre marche, che quindi hanno partecipato attivamente all'organizzazione, a distribuire gadget, a fare cose. E quindi diciamo che è diventato praticamente una specie di pubblicità, un loco in cui farsi pubblicità come in televisione piuttosto che in radio, piuttosto che altrove. La Barilla fa la stessa cosa, non so se avete visto, addirittura metteranno delle navette a disposizione per i dipendenti, le famiglie e gli amici per andare al Pride, unire di gadget tutti, cioè una cosa veramente allucinante. Ci sembra veramente a questo punto, no, che Fusaro, quando dice che multinazionali, le grandi aziende possono trarre solo giovamento dai Pride, dall'ideologia LGBT, perché sono volte a destrutturare l'uomo, a cancellare le sue fondamenta e quindi a renderlo liquido e fluido, come il genere che vogliono imporre, un genere fluido inesistente, sono funzionali, no, a destrutturare la persona, a renderla meno sicura e quindi a poterla manipolare meglio, a poter vendere meglio i prodotti. A questo punto, anche sotto un profilo strettamente razionale, possiamo dire che ha ragione lui, perché tutte quante le multinazionali in massa continuano a finanziare queste realtà che poi, numeri alla mano, non è che portino tanti introiti quanto alcuni vogliono far credere. Sono realtà numericamente molto ridotte, se vogliamo, rispetto ad altre. Si veda per esempio il raffronto con i movimenti come il mio, come altri, pro vita e pro famiglia, che muovono numeri molto maggiori spesso e volentieri.
E tra l'altro voglio far notare il trattamento diverso a livello comunicativo, a livello anche volendo istituzionale, no? Cioè, non so se vi ricordate tutto il caos che abbiamo parlato qualche mese fa per il Congresso Mondiale delle Famiglie, perché c'era il simbolino del Ministero, non so se vi ricordate, o del Consiglio dei Ministri. Ecco, allora il Gay Pride, quello di Roma, se non sbaglio, aveva i simboli di Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Programma dello Sviluppo Regionale Lazio, sviluppo di cosa non si sa, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, anche qui sviluppo regionale come collegato al Pride, non ne abbiamo idea. Unione Europea, sponsor ufficiale, Comune di Roma. Allora, cosa bisogna fare qua? Qui abbiamo delle manifestazioni Pride che sono, allora invito tutti gli adulti ad andare a dare un occhio a quello che succede nei Pride, sono veramente inverosimili, no? Con diciamo delle manifestazioni che vanno oltre il senso comune del pudore e sicuramente spesso e volentieri coinvolgono anche e insultano le dimensioni religiose piuttosto che istituzioni, piuttosto che anche gli stessi ministri, il ministro Fontana, il ministro Salvini sono spesso oggetto di scherno da parte di chi partecipa a queste manifestazioni. Allora qui cosa dovremmo dire? Andrebbero tolti tutti questi simboli, perché l'Unione Europea finanzia e partecipa e mette il logo, no, dal patrocinio a realtà come queste, mentre c'è un simbolino nel Consiglio dei Ministri, tra l'altro senza un relativo finanziamento dato al Congresso Mondiale delle Famiglie, dove si parla di famiglia, che è un tema centrale, vista la denatalità in Europa, visto tante questioni di cui abbiamo parlato molte volte, allora lì invece deve sollevarci un putiferio inenarrabile. È una cosa allucinante. E come dicevo, questo della Barilla è un passo successivo, perché adesso le lobby e adesso le multinazionali entrano direttamente alle manifestazioni con le loro bandiere, con i loro loghi, con i loro gadget, ed è veramente una cosa sempre più marketing a questo punto, possiamo dire. Tra l'altro vorrei aggiungere che, non so se lo sapete, magari qualcuno ne ha già parlato nelle scorse settimane, ma c'è stato il primo Gay Pride a Disneyland a giugno. Cioè a Disneyland, davanti ai bambini c'è stato un Gay Pride. Abbiamo fatto raccolta firme, abbiamo provato di tutto, appelli alle istituzioni, appelli al buon senso, appello a tutti, ma non è servito a niente. Hanno fatto anche lì una manifestazione ad hoc per i bambini, per indottrinarli, instradarli verso una forma, verso delle idee, verso delle proposte che sono puramente indottrinanti, usando, no, lo strumento del gioco, usando la vulnerabilità del bambino che va lì per divertirsi, e i genitori che portano lì i bambini non è che si aspettano a manifestazione dei Gay Pride, si aspettano di portare i bambini a giocare, a divertirsi per un fine settimana piuttosto che per una giornata. Eppure anche lì, no, anche loro si sono dovuti piegare alle richieste delle lobby LGBT. Allora, la Barilla è emblematica, come hai detto te, a questo punto non compriamo Barilla, sosteniamo a maggior ragione, sosteniamo i piccoli produttori di pasta italiana perché meritano e perché non si piegano a queste logiche di potere, a queste logiche che vanno contro l'uomo, di destrutturazione dell'uomo, della sua identità e delle sue radici, perché veramente a questo punto sembra quasi che ci sia una guerra in atto e che i potenti si stiano tutti schierando in quella direzione. Quindi è necessario fare fronte comune anche rispetto innanzitutto a chi non ci sta queste logiche e continua a fare il suo lavoro senza piegarsi alle richieste di queste lobby. Assolutamente. Quindi, quello della Barilla veramente in questo senso lascia basiti poi il percorso che hanno fatto in questi 6 anni. Sono partiti da un punto e sono arrivati all'esatto contrario. Per mere questioni economiche, per paura di perdere qualche compratore. E va bene, poi abbiamo la nostra testa, sappiamo come farla funzionare, ci sono moltissimi produttori locali che magari utilizzano meglio anche la nostra produzione di grano e non la vanno a comprare all'estero chissà dove, e possiamo preferire qualcun altro. Matteo, ti ringrazio per queste parole. Matteo Di Benedetto, Generazione Famiglia, la possibilità di avvicinarsi, vuoi dare sempre un sito, Pro Vita e Famiglia adesso sono insieme praticamente e fanno battaglia in coppia. Dove troviamo tutte le informazioni? Allora, esattamente, Pro Vita e Generazione Famiglia si sono fuse in Pro Vita e Famiglia, trovate ancora i rispettivi siti
Provita e Generazione Famiglia presto nascerà anche uno a parte, le rispettive pagine Facebook, e nel frattempo vi invito alla scuola di bioetica che si terrà il 28-29 settembre di Provita e Famiglia, sarà a Roma. Siete tutti invitati a partecipare, sarà un'occasione veramente importante, piena di un sacco di professori universitari, piuttosto che di ricercatori, piuttosto che di personaggi importanti come Don Fortunato Di Noto, che si occupa di pedofilia e lotta alla rificazione dei minori. E sarà un'occasione importante per approfondire una serie di tematiche che sono all'avanguardia, sono contemporanee, ma spesso non attirano le luci dei riflettori e rimangono lì in secondo piano, ma hanno un'incisività sulla nostra quotidianità che è molto importante, molto rilevante, molto più di quanto possiamo pensare. Quindi 28-29 settembre a Roma, scuola di bioetica, in cui potrete conoscere anche tutti gli esponenti di Provita e Famiglia che saranno lì a vostra disposizione per approfondire gli argomenti piuttosto che per parlare, piuttosto che per un selfie, che è sempre molto bello e importante. Ecco l'informazione alternativa, quanto è importante. Grazie Matteo Di Benedetto, buon lavoro. Grazie a te dello spazio, come sempre, anche a te, ciao. Ciao, grazie della gentilezza. Qui vi arrivano anche i saluti di Sammy Varin. Vi lascio con l'audizione di Nadia Muradi Yazida, premio Nobel sulla tutela dei diritti umani contro le discriminazioni. C'è il deputato Vito Comencini che anche lui ha parlato durante la sua audizione. A lunedì, buon weekend. Qui Parlamento. Prego. Sì, grazie, mi aggiungo anch'io ovviamente all'onore di avere qua il premio Nobel Nadia Murad per la sua testimonianza e per il coraggio appunto che ha dimostrato e sta dimostrando in questa importante battaglia di verità e giustizia nei confronti soprattutto del suo popolo, ma in generale di chi insomma subisce dei crimini del genere. E ovviamente la nostra massima solidarietà e vicinanza, e noi ovviamente proprio poco tempo fa abbiamo approvato una mozione per il riconoscimento del genocidio degli armeni e altrettanto, come giustamente è stato detto, la risoluzione per impegnarsi ad aiutarvi a fare giustizia per il genocidio appunto del popolo yazida. Quindi diciamo il governo e in generale comunque il Parlamento italiano, l'Italia ci tiene a impegnarsi in questo senso per riconoscere ed aiutare i popoli che subiscono queste gravi ingiustizie. E già tante domande sono state fatte, insomma, che ovviamente condivido e ringrazio ovviamente per quello che è stato detto. E volevo chiedere in generale, siccome giustamente è stato detto che alcuni paesi hanno comunque dimostrato vicinanza e aiuto nei vostri confronti, in particolar modo se parlava di Germania, Francia e Canada che hanno dato comunque aiuto e rifugio, e volevo capire l'atteggiamento che c'è stato e che c'è da parte dei paesi arabi, invece al di là chiaramente degli che è quello direttamente coinvolto, ma che capisco evidentemente che è chiaro che non da quello che è emerso non sta dando le sufficienti risposte ed aiuti nei vostri confronti, e probabilmente credo anche nei confronti di altre minoranze come quella cristiana. Voi mi diceva giustamente eravate 500.000, siete stati ridotti a un numero sicuramente esiguo rispetto a questo. I cristiani erano 1 milione e sono circa rimasti in 100.000, quindi è evidente insomma come le minoranze sono state quelle più diciamo che hanno subito questa grave impatto distruttivo da parte dell'ISIS. Volevo capire i paesi arabi e la Lega Araba come si sono comportati nei vostri confronti, se avete trovato da parte di qualche paese in questo senso comunque un aiuto, un'accoglienza o meno, e se ritiene che il fondamentalismo islamico o che dir si voglia alla base dell'ISIS sia ancora un pericolo all'interno non solo chiaramente dell'Iraq, ma in tutti i paesi dove potrebbe e può radicarsi, vedessi la Libia vicino a noi, e se appunto nonostante appunto la sconfitta sul campo comunque questo possa essere ancora un pericolo. Grazie. بس في السؤال بأنه الدولة من العرب المساعدة كذا وسؤال دين
Da parte dei paesi arabi, per la ricostruzione del Sinjar e del sostegno agli Yazidi non posso parlare di grande sostegno ricevuto, soprattutto per le vittime dello schiavismo sessuale. Non mi sembra che non ci sia stata alcuna forma di sostegno. Il Kuwait mi ha ricevuto un paio di volte e ha mostrato sostegno alla mia causa. Anche l'Egitto mi hanno ricevuto, ho avuto l'occasione di parlare della situazione degli Yazidi e dell'ideologia radicale, dei pericoli, ma è molto pericoloso parlare di queste cose in Egitto. Ma per quanto riguarda la ricostruzione o di sostegno diretto per gli Yazidi dopo il genocidio, non posso dire che nessun governo, nessun paese della regione abbia offerto un'assistenza, un sostegno reale. Perché una sola persona in Italia come altrove può fare grossi danni, può ferire molte persone, e quindi la sconfitta militare dell'ISIS non equivale alla sconfitta ideologica. La loro ideologia resta pericolosa e può avere un'influenza sulla popolazione, ma può anche continuare a diffondere il terrore. Sì, grazie, sarò veloce. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.